20:10, torniamo in diretta con la nostra trasmissione di attualità come tutte le sere, passiamo insieme 40 minuti, oggi abbiamo scelto questo titolo che comunque si lega, l'abbiamo visto e detto più volte, anche alla Dunata di cui stiamo raccontando ogni giorno tutte le sfaccettature. Intanto saluto e ringrazio gli ospiti, Paolino Barbiero, buonasera, ben trovato, buonasera. Segretario dello SPCGL Pensionati a Treviso, e Mario Conte della Lega Nord di Treviso. Buonasera, buonasera Conte. a tutti, buonasera. Ieri si è arrabbiato particolarmente, ho visto, per intanto il traffico in città, ho visto, mi pare, e certo, poi anche per la vicenda della pizzeria, dei voucher, no? È intervenuto... Sì. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione della Dunata degli Alpini, premesso che questo è il tempo di accogliere gli alpini, quindi non è sicuramente il momento delle polemiche, anzi vorrei approfittare per dare il benvenuto appunto a tutti gli alpini d'Italia che stanno raggiungendo il nostro capoluogo. C'è da dire che se ogni componente di questa grande manifestazione ha dei ruoli da fare, li si deve fare nel migliore dei modi. Chi non li ha fatti? No, credo che da parte dell'amministrazione comunale ci sia stata qualche mancanza nella comunicazione che ha generato la confusione che è venuta a crearsi ieri. Vuoi un po' la pioggia, vuoi le modifiche della viabilità, vuoi le modifiche del trasporto pubblico, insomma il sistema si è un po' inceppato. Comunque, ripeto, andiamo avanti, godiamoci questa festa e veramente buona Dunata a tutti. Cosa diversa invece purtroppo è la situazione che tra l'altro mi ha visto direttamente coinvolto, perché l'attività commerciale è proprio del mio quartiere, del quartiere San Paolo. Tra poco lo vediamo, tra poco lo vediamo. Aspetti solo qualche istante, Conte. Barbiero, come va la Dunata? Come sta andando? Lei cosa pensa? Poi arriviamo al nodo voucher. La Dunata sta andando bene, io vedo bandiere italiane dappertutto, manifesti attaccati, sono passato in città ieri e anche oggi, credo sia un momento importante. Facendo due conti, la ricaduta in termini economiche è oltre 100 milioni di euro da questo punto di vista. E poi ho visto che anche i commercianti hanno trovato il modo di assumere le persone senza i voucher, perché appunto che c'è la Dunata lo si sa da lo si sa da ieri. Come li hanno assunti? Si fa il contratto al lavoro a chiamata, si può fare lavoro occasionale, ci sono tutte forme che tra l'altro garantiscono un po' di più. Costano di più, dicono. Costano non tanto di più, perché se il voucher veramente fosse stato dato, un voucher per un'ora, sarebbero stati 7,50 € all'ora netti. Il lavoro occasionale, il lavoro a chiamata per il contratto costa un po' meno, il dipendente prende un po' meno, ma ci sono tutte le coperture previdenziali, tutto quello che ci va dietro, in più ci guadagna anche il comune e la regione perché si pagano le addizionali. Quindi chiaramente poi, siccome appunto spendono i soldi e questi commercianti in alcuni casi, non dappertutto per fortuna, anche hanno aumentato i prezzi, credo che da questo punto di vista ci sono dei casi estremi che dicono: io se non ho il voucher non lavoro, ma tutte le altre pizzerie che tengono aperti senza voucher hanno la dimostrazione che si può reggere. Si tratta sempre di trovare un equilibrio, perché delle volte si guarda il costo del lavoro come l'elemento da, come si dice, abbassare, e magari sono affitti altissimi e quindi c'è la speculazione di chi affitta, invece bisognerebbe abbassare sugli affitti per dare la possibilità. Ci sono tanti altri elementi. L'attività è un presidio, anche sempre. Anche no? perché in molte attività il costo del lavoro incide il 20%, l'altro 80% sono, come si dice, tutti altri costi che un'impresa può avere. Dopo, quando chiude l'impresa dispiace sempre a tutti, ma ripeto, tra l'altro sentivo proprio questa sera, il governo ha approvato una norma del cosiddetto Job Act per i lavoratori autonomi, esatto, che riguarda tra l'altro tutte le partite IVA, il Coco-Co, il Coco-Pro, introducendo una serie di ulteriori elementi di garanzia sulla maternità, sulla disoccupazione di queste figure, che sono cose che noi stiamo chiedendo da tempo, e ha anche trovato il modo di dire: i voucher a questo punto devono essere caricati su una carta, devono essere tracciabili e da questo punto di vista limitati per determinate caratteristiche. Dopodiché, ripeto, tra l'altro a Treviso c'è anche un'esperienza positiva, perché con l'associazione dei commercianti sono stati fatti accordi che sono più avanti dei contratti nazionali proprio sul lavoro a chiamata. Allora, adesso vediamo quella polemica, la provocazione di questo titolare che ha chiuso la pizzeria appunto a Treviso dicendo colpa chiuso per voucher. Ecco, quello è il cartello che ha affisso sulla vetrina, poi un lungo sfogo anche attraverso i social, e chiaramente è diventato un caso.
Lutto sociale, così qualcuno su Facebook, tra le tante frasi di solidarietà, definisce la vicenda del titolare della pizzeria da Elio nel quartiere San Paolo a Treviso. Serrande abbassate, lucchetto agganciato ed un cartello chiuso per voucher. A spiegare cosa abbia spinto Elio Gianola, titolare del locale, a chiudere i battenti, una lettera firmata da tutti i dipendenti e affissa alla porta d'entrata. Con la recente approvazione della legge che ha eliminato i voucher, mi è stata tolta di forza la mia squadra e con lei il futuro di questa attività, si legge. E ancora, chiudere è stata l'unica possibilità che mi è stata concessa da questo governo, dato che gli attuali contratti di lavoro non sono sostenibili per una piccola attività come la mia. Elio Gianola ha poi ringraziato tutti i suoi collaboratori che nei 5 anni di attività lo hanno sostenuto e i clienti del locale. Poche righe che racchiudono l'amarezza di una scelta sofferta ma obbligata. E chi ha sin da subito criticato l'abolizione dei voucher ora prende il caso di Elio come simbolo di una situazione che rischia di estendersi ad altre piccole attività. Zona sua, cosa si poteva fare? Ma no, allora ci sono due ragionamenti da fare. Allora, uno per quanto riguarda una valutazione, un ragionamento da un punto di vista amministrativo della città, per quanto riguarda la riqualificazione dei quartieri e quindi incentivare anche le attività a riaprire, perché questo è stato un caso che ha fatto clamore, anche vista secondo me la sua eleganza nell'uscire di scena, perché comunque ha dato delle giustificazioni che tra l'altro sono comprensibili, perché al di là di tutti i discorsi che noi facciamo, se a fine mese i conti non tornano per questa attività non restano tante soluzioni che chiuda. Poi c'è l'altro discorso che invece volevo un attimo ritornare indietro, quello sui voucher, perché credo che comunque quando i voucher erano nati avevano uno scopo che poi in realtà nel tempo si è trasformato. Non li usava nessuno all'inizio. No, però servivano per regolarizzare quelle prestazioni occasionali, ma non era proprio specifico, servivano proprio, c'erano quelle lavorazioni occasionali che potevano essere tranquillamente anche gli addetti così su una pizzeria da sport che andavano a lavorare 1 o 2 ore alla sera, quindi venivano regolarizzati in quelle ore che venivano impiegati. Togliendo i voucher senza aver trovato prima una soluzione alternativa, 2 sono state le conseguenze in molti casi. Uno è stato l'abbassamento, il taglio del personale, perché come c'era scritto nella lettera di Elio, una piccola attività molte volte non può permettersi il personale, il calo del lavoro, oppure l'altra conseguenza che è venuta a crearsi era il lavoro nero, perché chi ha voluto andare avanti purtroppo ha dovuto bypassare le regole che questo Stato ci impone e le conseguenze sono queste. Per quanto riguarda la riqualificazione dei quartieri, io credo che anche in Consiglio Comunale porterò delle proposte attive, perché i quartieri ormai da troppi anni, non voglio farne una questione politica, chi c'era prima, chi c'è adesso, però è un problema che va preso per le corna e va affrontato, perché i quartieri stanno diventando delle zone della città veramente dormitori, dove le attività chiuse tra la morsa dei centri commerciali, tra la riqualificazione, cioè tra la spinta che questa amministrazione sta andando verso il centro storico e non nelle periferie, rischia veramente che le attività commerciali si vanno a spegnere e allora, i quartieri diventano veramente delle zone franche dove... non va bene, non crede a quella giustificazione lei? No, credo, perché se lui aveva strutturato la sua impresa utilizzando i voucher e quindi a costi più bassi, è chiaro che se deve trovare un'altra forma e i costi aumentano non ce la fa. Però il punto vero è: tu fai un'impresa, sai che la pasta ti costa un tot, l'affitto ti costa tot, fai le pizze, sai quante pizze fai e fai un piano dei costi. Per esempio in questo caso c'è la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale. Il lavoro occasionale si può utilizzare fino a 5.000 euro. I voucher nella fase estesa li hanno portati a 7.000 euro all'anno. La differenza qual è? Che molto spesso, adesso non so il caso di questo signore, ma tendenzialmente poi quando le persone venivano da noi all'ufficio vertenze ci spiegavano che gli davano 2 voucher per un giorno e lavoravano 8 ore e la differenza delle altre 6 ore veniva pagata cash in nero. Quindi sostanzialmente invece di avere 8 ore pagate in nero, ne avevano 6 pagate in nero e 2 con i voucher, perché così con i voucher c'era la copertura. Allora, da questo punto di vista non possiamo prendere il singolo caso, perché quando si va a una deriva bisogna tirare una riga. Allora, noi avevamo detto al governo: c'è un referendum, se vuoi prima del referendum
cambiare le regole, siamo qui, discutiamone. Loro non hanno deciso di cambiare le regole confrontandosi col sindacato, hanno deciso, per paura del referendum, giusto o sbagliato che sia, hanno fatto una scelta drastica, che è quella, come si dice, di abolire i voucher, e ricordiamoci anche di abolire la norma sugli appalti, perché c'è anche l'altro problema. Perché si parla di voucher, ma andiamo a guardare quelle imprese che fanno gli appalti al massimo ribasso e pagano i lavoratori sotto il contratto, non versano i contributi e dopo un anno spariscono dalla scena e lasciano buchi grandi come una casa. E non c'è più la responsabilità in solido del committente, perché se io sono committente e chiamo te cooperativa a fare un appalto e ti faccio fare l'appalto a 13 euro all'ora, quando so che il costo stabilito è 17,50, so in partenza che ti faccio firmare, e tu lo sai perfettamente, che firmi un contratto dove alla fine con i soldi che ti do non riesci a pagare i dipendenti. Questo è il punto. Allora, se diciamo che la prospettiva del mercato del lavoro deve andare dentro a questa logica, diciamocelo, però alla fine dobbiamo capire che se vai così tu ti avvii verso una deriva dei rapporti di lavoro. Allora bisogna semplificarli, bisogna fare delle norme più chiare, è stato tolto anche l'articolo 18, cioè mi pare che ce ne siano infinità di forme. Il lavoro a chiamata è un lavoro che funziona, perché in questo caso, è il caso delle pizzerie, io conosco tanti ragazzi che lavorano, gli dicono ti facciamo un lavoro standard minimo, nel senso che siccome non so se posso avere più ore, ma so che sicuramente tutte le sere sono aperto, tranne i giorni servi in quelle ore, mi servi in quelle ore, te le faccio, come si dice, di 2 ore lavoro a chiamata, se servono più ore posso farlo, quindi c'è comunque un contratto minimo. Il lavoro occasionale è comunque un contratto, i contratti di collaborazione è comunque un contratto, tanto più che adesso queste forme avranno anche, nel cosiddetto Job Act per il lavoratore autonomo, avranno anche delle coperture previdenziali che prima non c'erano. Allora mi pare che insomma fare passi in avanti sul mercato del lavoro per dare tutele a tutti sia un obiettivo che dobbiamo porci tutti, non su questo diciamo fare le guerre sante. Sì, la valutazione però a fine anno andrà fatta sempre sui costi che le aziende devono sopportare. Benissimo, perché, ma allora sto dicendo i costi... No, perché cioè, il governo, scusa, ma il governo ha fatto un doppio errore in quel caso. Sono d'accordo che le imprese devono sostenere i costi, ma i lavoratori avranno diritto a prendere uno stipendio. Se partiamo dai costi dell'impresa dovremmo andare a lavorare gratis. No, sì, però la valutazione qui non stiamo parlando di più o meno guadagno, qua stiamo parlando di imprese aperte e imprese chiuse, questa è la differenza. Ho capito, ma no, però voglio dire, è stato il governo che ha spinto le varie attività ad utilizzare i voucher nel modo errato, perché volevo citare solo un dato, che nel 2008 i voucher utilizzati erano 500.000, nel 2016 a distanza di 8 anni 140 milioni di voucher sono utilizzati. Sono stati i governi quindi che è stato il governo che ha drogato il mercato del lavoro. Dal 2008 al 2000, come si dice, e 17 sono cambiati i governi di tutti i colori. Sì, difatti, quindi invece di fare meglio hanno fatto peggio tutti, quindi qui c'è per tutti, per destra, per sinistra, per tutti, per tutti. E la ciliegina della torta secondo me è stata quella di abolire i voucher senza aver trovato prima una soluzione alternativa. Ecco, perché qual è questa soluzione? Perché ci dobbiamo arrivare, non si sta studiando, la soluzione l'hanno presentata stasera. Si possono fare i buoni lavoro per determinate categorie ben precise, si possono fare acquistando una carta all'INPS e quindi c'è la tracciabilità, perché c'è il pagamento, quindi c'è la tracciabilità. Manca ancora un pezzo nella norma che noi abbiamo chiesto. Bisogna stabilire che se c'è un pensionato che ha già la sua pensione e quindi se l'è fatta perché ha avuto un lavoro regolare, gli è stato versato i contributi, cosa che invece con i voucher, come si dice, non ci sono contributi, e quindi il pensionato non ha bisogno di ulteriori contributi perché la pensione ce l'ha, ok? Lo studente che effettivamente va a lavorare il sabato e la domenica ed è studente in pizzeria e tutto quello che ci va dietro, e stabiliamo che un buono vale un'ora. Allora guarda che quando stabilisci che un buono vale un'ora, alla fine diventa più conveniente l'occasionale, diventa più conveniente le altre forme. Perché sono tutti andati sui voucher? Perché era quello che costava meno. Ok, però voglio capire, di solito capitava, sentiamo poi anche Conte, che nel momento in cui si chiamava più di una persona a lavorare non si attivava realmente il voucher, giusto? Qualcuno utilizzava questa formula, questa furbizia purtroppo, molte più ore. Se c'era un incidente anche, no? Si attivava il voucher. Ma se c'era un incidente gli diceva devi dire che ti sei fatto male in queste 2 ore. 2 ore dopo. Ecco, allora, che cosa, ma guarda, in che modo questa tracciabilità non è neanche quello, perché lasciamo perdere l'incidente perché non si augura nessuno un incidente. Faccio un esempio, il voucher aveva un tetto massimo di 7.000 euro all'anno netti, ok? 7.000 euro all'anno è un part-time, chiaro?
allora, siccome poi quando siamo andati a vedere e l'INPS ha dato, no, si è divertito a dire che anche i sindacati facevano i voucher, ma non ha tirato fuori i nomi delle imprese che costantemente utilizzavano queste persone, perché con 7.000 euro tu fai l'assunzione a part-time e questa persona ha la 13ª, certo. Se c'è il contratto che prevede la 14ª avrà la quota di 14ª. Ma adesso cosa cambia? Io questo voglio capire, la tracciabilità mi dà una rispondenza maggiore, più aderente alla realtà del lavoro? Dovrebbe cambiare una cosa molto semplice, che il voucher effettivamente lo utilizzi laddove c'è una occasionalità che diversamente lo faresti in nero, laddove c'è una programmazione del lavoro, certo. Anche a termine, con tutte le variabilità del caso, lo si può fare, e lo dimostra il fatto che a Treviso sono state fatte 1000 assunzioni. Se c'erano i voucher, quelli là erano voucher, chiaro? E allora a questo punto, con 100 milioni di euro che girano qua attorno, bisognava speculare ancora su chi lavorava per far guadagnare chi vendeva il vino, oppure si può trovare un giusto equilibrio tra chi vende, chi compra e chi lavora? Conte? No, sono d'accordo in linea generale, però non andrei a prendere il caso specifico di Treviso in questo periodo qua, dove arriverà una pioggia di soldi anomala che il prossimo anno non si ripeterà, perché ci vorrebbe una quando vanno le stagionali. Però no, siamo d'accordo che il voucher non può essere la soluzione dell'impiego nemmeno occasionale. Era uno strumento tampone che però in quel momento secondo me dava anche qualche soddisfazione. C'è da dire che l'ispirazione ad avere un'aliquota fissa bassa in modo che sia pagabile da tutti è comunque un segnale e una direzione che il governo deve prendere per trovare una soluzione definitiva per il problema del lavoro, oltre al fatto che fino a quando non si rimetterà in moto la macchina economica dove il lavoro tornerà ad esserci e abbondante, questo dei lavoratori diventerà un problema che non è più un problema, perché oggi siamo qui a fare veramente la guerra dei poveri, a combattere sul voucher, sui contratti a chiamata, eccetera, perché purtroppo i lavoratori sono costretti ad andare a lavorare a ore, cioè non si riesce a dare una continuità di lavoro. Faccio un altro esempio. Nell'agricoltura ci sono le stagionalità, nell'agricoltura c'erano i contratti stagionali. Prima dei voucher i contratti stagionali coprivano il 100% delle assunzioni. Finito il contratto stagionale, se superavi un tot di giornate avevi anche una copertura in termini di disoccupazione, la stragrande maggioranza di questi contratti si sono trasformati in voucher. Allora, e se andiamo a prendere le nostre colline, dove, come si dice, con un ettaro di prosecco produci 27.000 euro di rendita, alla fine c'erano i contratti di un certo tipo prima e sono stati quasi tutti trasformati in voucher. Poi sono arrivati anche i rumeni, che così li pagavamo in nero. Allora questa è una deriva che non può andare avanti, perché poi alla fine stanno male tutti. Allora bisogna trovare un giusto equilibrio, e a questo punto, se il costo del lavoro è alto, non si abbassa la retribuzione netta, bisogna intervenire sulle tasse. Esatto. E invece non si riesce a intervenire sulle tasse, si interviene sui voucher, perché i voucher non hanno tasse. E allora, per intervenire sulle tasse, cosa bisogna fare? Intanto fare un'operazione in cui tutti sono in regola, perché ripeto, se al posto di assumere 1000 persone con l'occasionale... Ha colpito, non la pubblicità, ma ha colpito il dato che è emerso oggi, no? Che per quanto riguarda il canone nella RAI in bolletta, appunto, sono emersi 5,5 milioni di abbonati in più, quindi immaginate che tutti quelli che l'hanno pagato fino adesso... Mentre noi ci manteniamo da soli, la RAI c'ha il canone. Allora, ci fermiamo per un minuto, torniamo qui tra poco. Si potrebbe fare una proposta, no? Visto che la RAI è incassato, si vede un po' di soldi via. Doveva dirlo allora in diretta. Torniamo in onda. Paolino Barbiero ci stava raccontando un retroscena che sta per emergere, insomma, in queste ore, lo diciamo tra poco, anche perché interessa la Dunata. Prima voglio farvi vedere però alcuni dati che ha snocciolato l'Ascom ieri dopo uno studio sulla situazione delle imprese, e nei prossimi mesi comunque è prevista l'assunzione di circa 170 persone. I primi segnali dicono che il 2016 si chiude con una controtendenza. 7 imprese su 10 o vedono un fatturato stabile o lo vedono in crescita, e questo fa ben sperare per il 2017. Mantenimento del fatturato, addirittura crescita dello stesso per il 35% delle ditte nel 2016, e quelle che si aspettano un aumento per il prossimo anno è addirittura triplo rispetto a chi teme una diminuzione. E il numero di quelle che si aspettano un aumento per il prossimo anno
quest'anno è addirittura triplo rispetto a chi teme una diminuzione. La metà delle imprese dichiara poi di non aver fatto ricorso ad alcuna richiesta di fido alle banche né di essere intenzionata a farlo. Quindi, ed è il dato più interessante, sono 167 i posti di lavoro che intendono creare nei prossimi mesi, 120 dipendenti e 47 collaboratori autonomi. Si tende ad assumere molti giovani con un'età inferiore ai 30 anni, con un diploma di scuola superiore oppure una laurea. Questo è un elemento chiave importante che segna una discontinuità rispetto al passato. È la fotografia impressa nei numeri del Focus di Ascom che nella ricerca alle aspettative delle imprese per il 2017 traccia passato e futuro nei dati e gli umori della marca che produce. Tutto questo sistema però deve essere anche sorretto anche da una contrattazione nuova che deve essere in grado di intercettare le nuove esigenze delle imprese che sono in ampliamento con quelle dei lavoratori. Si riducono i costi ma si potenzia la voce degli investimenti. Ecco la ricetta per quanti ce l'hanno fatta, presentando oggi un conto del tutto lusinghiero. A trainare sono le società più longeve con un massimo di 10 addetti e un fatturato di oltre 2 milioni. Operano nei settori alimentari, della ristorazione e terziario avanzato. Certo. Allora Conte, cosa l'ha colpita di questo servizio, visto che ascoltava? Sì, sicuramente è una nota positiva e io tutte le note positive le accolgo veramente a braccia aperte. Speriamo che il trend sia sempre in miglioramento e spero che questi miglioramenti non siano basati su 0,00 perché qui il nostro paese ha bisogno veramente di un'iniezione positiva ma a doppia cifra, perché ricordo che stiamo vivendo in un paese che è veramente segnato da una crisi, forse la più grande crisi del dopoguerra, che ha massacrato centinaia e centinaia di persone. È anche vero e mi fa piacere che si stanno trovando formule alternative di finanziamento per le aziende che non vanno a interessare gli istituti di credito, che io ritengo siano uno dei vari problemi che questa crisi economica ha generato, perché credo che abbiamo tutte le potenzialità e le capacità imprenditoriali per poter mettere in piedi delle aziende che trovino anche dei finanziamenti alternativi, quali possono essere i fondi europei. Barbiero? Anch'io sono d'accordo, quando i dati sono positivi e vanno nella direzione giusta è importante condividerli e guardarli con attenzione. Poi dentro a questi dati noi dobbiamo lavorare per far sì che le assunzioni siano anche assunzioni che siano in grado di rappresentare la qualità dei saperi che si è determinata, e quindi mi riferisco ai giovani. Ci sono molti più diplomati, molti più laureati di una volta, una parte di questi vanno a lavorare all'estero, dobbiamo creare prospettive di lavoro perché restino qui. Cercano giovani, questo dice l'analisi dell'Ascom. Cercano giovani, però bisogna vedere anche, come si dice, in che sviluppo professionale li dai. Io conosco un po' di giovani che sono andati in Germania, in Francia, in Svizzera, in Olanda e entrano in un'impresa in cui valorizzano i loro saperi. Tra l'altro saperi che sono costati 400.000 euro ogni testa formata, perché formare un laureato costa 400.000 euro. Ora sarebbe utile che quel costo che la comunità ha, come si dice, determinato, fossero poi anche sviluppati. Lo scaricasse sul territorio. Volevo far presente anche una cosa, leggevo proprio qualche giorno fa su un quotidiano, però un altro dato che comunque è allarmante, perché non abbassiamo mai il livello di guardia, perché è vero che la disoccupazione giovanile ha livelli altissimi, però c'è una disoccupazione che personalmente mi preoccupa ancora di più, che sono gli over 50, cioè coloro che hanno una famiglia, che hanno una casa da mantenere, hanno dei figli e che onestamente in questa fase della loro vita probabilmente non possono nemmeno permettersi un'esperienza all'estero, perché magari uno a 20 anni l'energia, l'entusiasmo ce l'ha per andare a... l'identikit che ha fatto tra l'altro oggi la CGIL in una conferenza stampa, per quanto riguarda chi è più in difficoltà, no? Trovare lavoro. Esatto, quindi in tutte le azioni che noi andremo a fare, a proporre, non dobbiamo assolutamente dimenticarci questa fascia di disoccupati che veramente sta vivendo gli ultimi anni lavorativi come un dramma. Non ho capito cosa è successo, che polemica c'è legata agli alpini? Non legata agli alpini, non generano polemiche. Allora, al traffico della giornata di ieri, brava gente, bisogna fare una bella festa, viverla bene. Sappiamo che ci sono degli inconvenienti, alcuni si potevano evitare se c'era una programmazione più attenta, perché non è che l'abbiamo saputo ieri che gli alpini venivano qui. Detto questo,
siccome per quanto tu puoi prevedere ci sono degli inconvenienti, gli inconvenienti li devi risolvere col buon senso. Noi abbiamo avuto segnalazione da un po' di pensionati o anche altre persone che dovevano andare a fare delle visite, siccome era tutto bloccato, non arrivavano nel posto dove si dovevano fare queste visite, è successo ieri, oggi un po' meno, succederà domani, o anche persone che gli hanno fissato la visita quando sapevano benissimo che non si poteva entrare in città e magari la visita la devi andare a fare in città. È saltata Quindi, la visita, no? Salta la visita. Allora, intanto bisogna far saltare quelle visite che sono urgenti, che sono, come si dice, funzionali a avere la vita salva, detto questo. Ma per tutte le altre quindi chiederanno rimborso, che si potevano spostare in 2 giorni, allora è chiaro che queste se saltano, se l'ULSS ha intenzione di, come si dice, chiedere rimborso, è meglio, come si dice, che non lo faccia. Tanto è vero che a questo punto, per non sapere né leggere né scrivere, domani mattina manderemo 2 righe a Benazzi e anche al governatore, che è il capo della sanità. C'è una situazione contingente, lo sapevano tutti. Se oggi, per esempio, 500 persone in tutta la provincia dovevano venire a Treviso, perché non mi riferisco agli altri ospedali, ma quelli di Treviso, e non si sono presentati in 200, magari 50 comunque, che sono la media, non avrebbero informato, non avrebbero comunque disdetto. Ma a questo punto è meglio fare una cosa molto semplice. Questi 2 giorni facciamo causa traffico, non si sono presentati e allora dicono possiamo andare a chiedere i soldi a queste persone. Di riempire i giornali di un problema che non c'è, perché si può risolvere con il buon senso. Volevo anche illustrare il rovescio della medaglia di questo arrivo degli alpini, che ci stanno impegnando da un punto di vista sociale in molti lavori dedicati proprio alla collettività, dalle ringhiere al ponte dell'università, e credo che potrebbe essere un ottimo spunto anche per i gestori di tutte quelle cooperative dei richiedenti asilo, visto che se ne stanno qua parcheggiati nel nostro territorio, che comunque tra 1000 critiche e 1000 difficoltà e 1000 disagi comunque loro resteranno qua per un paio d'anni. Credo che se anche loro si attrezzassero di una spazzolina per grattare del legno e un pennello per riverniciare le ringhiere o piuttosto che il ponte, sarebbe anche un primo passo di ringraziamento verso un paese che comunque dicono li abbia salvati dalla guerra. Io qualche dubbio ce l'ho, però insomma ce li abbiamo qua, o potrebbero anche prendersi cura. Barbiero scriverà a Zaia domani, ha detto, su questo. Sì, 2 righe, una roba. Ma si ricordano la polemica sulle visite che saltano, non vado a disdirlo. Sono sicuro che il governatore prenderà a cuore questo problema, anche perché non è colpa di nessuno. Perché una cosa di buon senso non serve fare le guerre sante. C'è stato un disagio che è stato creato appunto da tutta una serie di fattori. Ripeto, questo non è il tempo delle polemiche, i conti li tireremo dopo la dunata. Oggi c'è veramente solo da augurare buona festa a tutti. Se ci sono stati dei disagi, dei costi, io credo che insomma una soluzione si possa trovare, e di sicuro non devono ricadere nelle tasche dei cittadini. Barbiero diceva? No, stavo dicendo anche rispetto alla questione dei profughi, cioè metterli nel circuito di fare tutte queste attività nei comuni è la cosa che va fatta. Primo, perché imparano un mestiere, secondo, come si dice, si confrontano anche con la cittadinanza e quindi in qualche modo capiscono qual è il modo di vivere qui, no? E quindi devono adeguarsi a questo modo di vivere, non che noi diventiamo come loro. E non deve passare il messaggio della gratuità. Però c'è, come si dice, un problema. Da questo punto di vista bisognerebbe che tutti i comuni avessero una coesione nel decidere questa strategia, cosa che non c'è, perché ci sono in alcuni comuni dove queste cose si fanno e in altri in cui non si fanno. Poi c'è comunque un problema a monte. Nel senso che, siccome sappiamo perfettamente, perché ce lo dicono tutte le statistiche, che solo un 20% sono, come si dice, profughi veri di guerra, l'altro 80% non possiamo tenerselo qua un anno per decidere se devono tornare a casa o no. Bisogna farlo in tempi più rapidi. Ma dovessero stare qui anche 2 mesi, come noi tutti ci auspichiamo, in questi 2 mesi potrebbero benissimo prendersi cura del posto in cui sono alloggiati. Ma allora, c'è un'esperienza, per esempio a Belluno, in cui non ci sono le cooperative che fanno da mangiare, servono in tavola. Portano la materia prima e si fanno loro da mangiare. Comunque oggi ho visto una foto nei social dove c'erano i richiedenti asilo comodamente seduti in panchina con il loro smartphone e le cuffiette, e sullo sfondo gli alpini che grattavano il ponte e lo pitturavano. Quindi questo è, credo, il quadretto, l'emblema di questo nostro paese. Grazie a Mario Conte e a Paolino Barbiero, dobbiamo chiudere. Buonasera. Allora, a voi per averci seguito come sempre, non dimenticate che l'informazione continua, perché adesso c'è il telegiornale del Veneto, domani mattina la rassegna stampa con Fabio Fioravanzi a partire dalle 6:30, ospiti Sergio Berlato e Gian Antonio Darè. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.